Nessun rinforzo al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, all'appello mancano circa 15 unità. E la denuncia di USB Sanità che dopo l'esclusione dalla graduatoria del concorso provinciale indetto da Sanitas Service Taranto racconta che per il reparto di emergenza non è previsto nessun potenziamento del personale sanitario. I 40 operatori tra ausiliari e pulitori che oggi sono attivi nell'area di primo soccorso non sono sufficienti a gestire le richieste di tutti i pazienti. Ogni anno infatti si registra una media di circa 100.000 presenze tra utenti e accompagnatori, un numero ormai insostenibile per le poche unità operative. Delle carenze che ricadono anche sull'inefficienza di alcune prestazioni, come il SIM, servizio integrativo alla medicina di emergenza, che viene svolto da alcune unità del 118 come autisti e soccorritori a supporto del personale medico. Un meccanismo introdotto con la vecchia amministrazione che ancora oggi non è funzionale al 100%. Un disagio organizzativo che ha colpito anche alcuni reparti di medicina, chirurgia e neurologia in diversi presidi del territorio, settori dove è necessaria una maggiore attenzione per via di pazienti sottoposti alla terapia intensiva e che purtroppo continuano ad essere scoperti nelle ore notturne. Il sindacato inoltre ha anche denunciato la mancanza di personale durante i trasporti in barella dei pazienti, una procedura che viene effettuata solo dagli ausiliari sanitari e che in realtà richiederebbe la supervisione di specialisti per tutelare sia l'infermo sia gli operatori stessi. Alla luce di tutte queste criticità, l'organizzazione sindacale ha convocato con urgenza un incontro con i vertici dell'ASL e della Sanitas Service Ionica per individuare delle soluzioni organizzative rapide e idonee alle esigenze operative del personale e ai bisogni dei cittadini. Una conferma che al momento non ha ricevuto nessuna risposta ufficiale.